1 Zimmerman, Vincenzo Torrente, 2 Zastavadaghi, Enrico Montagna, 3 Valentes F, Roberto Vecchione, 4 Black Fire Horse, Vincenzo Piscoglio, 6 Alexandra Mail, Marco Basile. In seconda fila, tanto vediamo che c'è un cavallo che fa le bizze, ha perso molto terreno. In seconda fila 7 Bonetto Cas, Genara Mitrano, 8 Zogi MG, Sandro Miraglia, 9 01 MMG, Antonio Di Nardo, 10 Baltic Mabel FM, Matteo Orlando, 11 Ameripan, Salvatore Valentino. Stacco della macchina, veloci, Valentes F, Zastavadaghi, ma rientra Zimmerman lungo la corda. Poi è partito forte anche Alessandra Mail. Rimane però di fuori Alessandra Mail, alla fine Zimmerman rimane seconda alla corda davanti a Zastavadaghi. Intanto 13,9, molto veloci, primi 200 metri per Roberto Vecchione, Valentes F, favorito della corsa, che è al comando. È rimasto di fuori Alexandra Mail, seconda alla corda è Vincenzo Torrente con Zimmerman, poi Zastavadaghi e via via gli altri con in coda, dopo un breve errore, Black Fire Horse. Siamo ormai al paletto dei 600 metri col figlio di Exploacaf che arriva in 44, ritmo svelto, considerata anche che siamo in categoria G, sempre la seconda posizione per Zimmerman davanti a Zastavadaghi. Poi ha preso la via del largo 01 MG mentre si lancia in terza ruota Amelipan. Giro in 59,2, siamo sulla penultima curva con in vantaggio sempre Roberto Vecchione e Valentes F, poi Zimmerman un po' in crisi. Alexandra Mail ancora all'esterno, poi Zastavadaghi. Amelipan intanto ha raggiunto il battistrada e lo attacca a 450 metri dalla conclusione. Poi vediamo avanzare anche Black Fire Horse, intanto la retta di là è passata in 14,4, siamo a metà dell'ultima curva con in vantaggio Valent SF, numero 6, con vicino Amelipan, Amelipan, poi Black Fire Horse. Siamo all'ingresso in retta d'arrivo con in vantaggio il numero 3 di Valentes F che cerca di difendersi da Amelipan, poi al largo anche 01 MMG, ci prova 01 MMG ed è la serata di Antonio Di Nardo che coglie il poker. 1,14,8, rivediamo la retta d'arrivo, stasera le vince tutte lui Antonio Di Nardo, stavolta per Andrea Vitagliano con 01 MMG. Retta d'arrivo con Valentes F che sembrava padrone della situazione ma viene battuto da 01 MMG anche nettamente. Ancora secondo Valentes F, mentre per il terzo probabilmente è Bonetto Gas al largo di tutti che coglie il terzo posto su Amelipan e Black Fire Horse.